Siamo tornati in studio, passaggio di testimone tra me e Roberto Guidetti. Oggi in questa seconda parte di 7 in punto parliamo di politica e lo voglio fare con Marino Zorzato, buongiorno e benvenuto, consigliere regionale di Area Popolare Veneto. Area Popolare è una realtà che è nata proprio in questo Consiglio regionale, se non sbaglio, e che è all'opposizione. Innanzitutto vorrei sapere che aria si respira in Consiglio, qual è la vostra, insomma, l'apporto al dibattito in aula. Ecco, non mi piace la parola opposizione, e lo siamo. Mi piace la parola apporto. Alla domanda rispondo, ad oggi portare qualcosa con questo modo di lavorare in Consiglio non è facile. Perché c'è una maggioranza assoluta, una giunta, la maggioranza che è uscita monocolore. È di fatto un monocolore, meritatamente, sì, perché democraticamente eletto. Il dato elettorale non si discute, la vittoria di Zaia è senza se e senza ma, però devo dire che per quel che è il Consiglio regionale oggi, qua non sto parlando di qualcosa che deve rallentare l'azione, ma non c'è dibattito, non c'è dialogo, si va per titoli, si va per argomenti blindati e quando si dialoga poco, quando non c'è il confronto, magari ci può essere velocità, tutta da discutere, ma c'è il rischio di fare qualche volta qualcosa che non va bene. Oggi non c'è confronto. La velocità però produce risultati, so che c'è l'approvazione di una legge che porta la sua firma e tra l'altro una legge che ci riguarda, no? Una legge che vorrebbe dare un po' di respiro a quella che è l'informazione locale che si manifesta attraverso il sistema televisivo e radiofonico e anche delle agenzie, un comparto fortemente in crisi, ci permettete un inciso, insomma non è che noi siamo un comparto sorridente, abbiamo parecchie difficoltà. Questa legge che cosa prevede e come ci può aiutare? Ma no, è troppo tecnica per entrare nel dettaglio, quello che conta è il messaggio. È indubbio che oggi la crisi economica c'è, la pubblicità per le imprese diventa un problema, la pubblicità era il canale di finanziamento del sistema dell'informazione. L'informazione è democrazia, l'informazione è partecipazione. Il pubblico non ha più soldi per aiutare l'informazione, quindi direi che è un albero che rischia di perdere le foglie. Allora trovare dei meccanismi, trovare un sistema normativo più semplice che dia prospettiva a un sistema che non è, qua non stiamo parlando di i film che passano in TV, parliamo dell'informazione, della comunicazione, del sapere quello che succede. Allora l'atteggiamento è quello di rendere possibile ciò, di renderlo più facile, di renderlo più integrato. Perché ci sono quindi degli impedimenti di carattere burocratico che ostacolano gli investimenti privati, cioè il focus della sua legge, lei quando un giorno ha deciso voglio proporre questa legge che poi è passato, qual è stato? Ma io credo che, come posso dire, cerchiamo sempre di trovare gli impicci di chi è la colpa, qua stavolta è favorire il sistema. Perché credo che, sì, oddio, tutto il sistema produttivo ha bisogno di essere aiutato e questo è una parte... Aiutato con una semplificazione di pratiche, quindi. E non solo, creare le condizioni perché sia interessante investire nel sistema della comunicazione, sia interessante investire nella pubblicità, sia interessante, quindi tutto ciò che rende, ovviamente per competenza regionale, perché sappiamo che la fiscalità è nazionale, quindi noi non possiamo agire sul sistema di fiscalità di vantaggio perché uno faccia, però credo che le condizioni per rendere sensibile alla materia il sistema veneto sia utile. Poi, se la mattina facciamo una legge che ha questi indirizzi e domani approveremo in Consiglio già una legge che taglia 52 milioni di euro al sistema economico veneto produttivo, mi sa che le due cose non vanno di pari passo. Quindi, come posso dire, dovremmo essere coerenti tra quello che delle volte diciamo anche in televisione, anche nei giornali, e quello che nei fatti facciamo. Se ho ben capito, magari ci sono delle leggi approvate, le belle scatole, che però non possono essere riempite di contenuto perché mancano i soldi per riempirle di contenuto? Domani mattina, in Consiglio regionale, domani, approveremo, nel senso che la maggioranza è numeri per farlo, dei tagli nella scorsa finanziaria, degli accantonamenti, per circa un centinaio di milioni di euro, che vengono definiti dalla maggioranza dei tagli necessari.
a parte 20 milioni di euro che accantoniamo in maniera opportuna per le emergenze ambientali, mi pare che il Veneto ha dimostrato di averne più che bisogno. Di averne bisogno, e altrettanti soldi che accantoniamo per il personale delle province, va benissimo, 50 milioni non sappiamo, vanno accantonati, non si sa perché. Ma dentro questi 100 milioni di euro che erano previsioni di bilancio, quindi spese per le quali ci eravamo impegnati con i veneti. Noi tagliamo, come dicevo un attimo fa, 52 milioni di euro in 3 capitoli per il sistema economico veneto. Io ho paura che nel momento in cui le imprese hanno bisogno di aiuto, le banche stanno, insomma, il sistema bancario veneto, meglio in questo momento parlarne poco, mettiamolo così. Ecco. E se poi parlo per qualcosa che conosco, l'ho vissuta io, sul mondo della cultura, si dice che la cultura è in qualche modo lo strumento in Veneto perché il turismo, che è la prima azienda veneta, diventi il futuro del Veneto, no? Di 15 milioni di euro tutta la cultura, ne tagliamo 8 domani mattina, il 54%, ma li tagliamo a ottobre, quando chi si è impegnato a fare attività ha già fatto la sua programmazione in Veneto. E allora il Campiello, e allora la Biennale, e allora la Fenice, e potrei andare avanti, cioè l'orchestra di Padova, cioè, ma cosa diciamo a questi fruitori di cultura, a quelli che ci offrono, quelli che attirano turisti all'Arena e alla Fenice, vengono turisti stranieri, cosa diciamo a questi se a ottobre gli tagliamo i fondi per il 54%? A parte che si apre una voragine occupazionale, In ogni caso, ma come posso dire, che messaggio è? Però adesso io le faccio una domanda cattiva. Lei era nella scorsa legislatura in giunta, era vicepresidente ed era anche assessore alla cultura. Le cose andavano alla stessa maniera oppure è cambiato l'orizzonte perché sono diminuite le risorse? Beh, allora, noi sempre quando tagliamo qualcosa... Non perché importa... qualcuno potrebbe dire adesso si lamenta perché non è più... No, questa è l'unica cosa che cerco di evitare, perché non mi piace il sindaco che perde le votazioni e che dopo dice che quello dopo di lui sbaglia tutto. Non è così. Però io parlo per dati oggettivi. Se nel bilancio attualmente vigente in Regione Veneto per il 2015 approvato ad aprile, non approvato ad aprile... i soldi aprile, ci sono in teoria. Cambia il modo di distribuirli, quindi il fatto che prima ci fosse una giunta più variegata, una giunta e un consiglio più variegato, una maggioranza più variegata serviva ad una visione più articolata? O almeno io come posso dire, non voglio fare il polemico, ma se la cultura aveva 15 milioni di euro, io ero l'assessore prima, no? Quindi magari avevo una mia sensibilità, magari ci tenevo, ma l'ho sempre fatto, ho sempre spinto. Credo che la sensibilità alla cultura sia, come l'ha evidenziato prima, anche un volano per il turismo, ma non credo che tutti i veneti siano contrari alla cultura. Ma se tu dimezzi i fondi, allora già avevamo tagliato nel passato perché sappiamo tutto, ce n'erano prima 40, poi 20, bene. Ma adesso, ci sono meno fondi per la sanità e quindi da qualche parte bisogna... No, non si può, è qua la sanità ha un bilancio chiuso, quindi non è vero, quando intanto non ci sono meno fondi, ci sono meno aumenti di trasferimenti, anche qua diciamo la verità, altrimenti la gente pensa che non trova la siringa, non è vero, ma stiamo sulla cultura per un attimo e sul turismo 2,5 milioni in meno, cioè è l'azienda più pulita che c'è, che dà futuro al Veneto. Su questa azienda leviamo 10 milioni di euro nel durante dell'anno, addirittura quando mancano 3 mesi. E come viene motivata questa decisione? Lo sentiremo domani in aula. Finora non c'è motivazione. Stiamo creando dei fondi perché stiamo accantonando, stiamo risparmiando. Io capisco dappertutto, e dappertutto è generico, ma la cultura, su un bilancio del Veneto di 13 miliardi di euro, su un bilancio non sanitario di più di 3 miliardi di euro, la cultura ne ha 15, non 150, siamo già, e da 15 si va a 7,5, 7,3. Cioè vuol dire Campiello, Fenice, Arena, Orchestra di Padova, accordi, cioè tutti dimezzati. Ma perché? Allora, siccome non capisco, spero che domani qualcuno me lo spieghi, sono sicuro che le spiegazioni saranno assolutamente non... Però lei ha delle indubbie perplessità, insomma. E non mettiamo assieme, per cortesia, ma lo dico, sanità con il resto. La Regione come
per legge nazionale è come avesse due bilanci. C'è un bilancio sanità e un bilancio per il resto. Non si possono passare i soldi da una parte all'altra. Però non mi sto inventando che spesso la spiegazione è abbiamo meno soldi per la sanità, dobbiamo tagliare da qualche parte. Questa spiegazione... Però io l'ho sentita, sì, non è una mia spiegazione. Però è una cosa che tecnicamente è una bugia. Subito dopo la pubblicità torniamo con Marino Zorzato, continuiamo a parlare di politica. Grazie. Siamo ritornati in studio con noi consigliere regionale di Area Popolare Marino Zorzato. Lei stava dicendo appunto questi tagli previsti al comparto della cultura e guai a fare l'errore di sovrapporre il bilancio della sanità con il bilancio complessivo dell'attività regionale, perché sono due binari che vanno separati. Allora, visto che lei è anche in Commissione Sanità, quindi chi meglio di lei può spiegarci quello che avviene? Lei diceva domani sentirò una spiegazione plausibile di questi tagli. Uno può pensare, è vero, la coperta è corta, sono sempre più ridotti i trasferimenti alla sanità, tant'è vero che c'è proprio di queste ore l'annuncio di un ennesimo ricorso alla consulta della Regione Veneto contro il governo per questi mancati trasferimenti che poi Veneto virtuoso eccetera eccetera. Come si spiega? Beh, intanto domani tagliamo 7 milioni, quasi 8 milioni di euro alla cultura e mettiamo 1,2 milioni nuovo per l'avvocatura. E allora per pagare gli avvocati per fare i ricorsi. Ma servono questi avvocati, servono questi ricorsi? Se li vinci, non ho contezza che i ricorsi di quelli, diciamo, di questa natura si vincono facilmente, servono più andare sui giornali e dire che siamo in ricorso. Dopodiché non discuto il fatto che è indubbio che a livello nazionale sulla sanità c'è una riduzione dei trasferimenti previsti rispetto agli aumenti di prima. C'è. Credo che tutti sappiano che il bilancio dello Stato, se guardiamo la Grecia, cioè che ci vuole un comportamento diverso. Dopodiché noi diciamo in Veneto giustamente, siamo una regione che invece ha i conti a posto. È vero, ma non per questo non dobbiamo far bene il nostro compito. Non vedo dove stia la diversità tra comunque ottimizzare anche da noi quelle che sono le spese e i costi. Finito di piangere, la sanità ha un suo bilancio, quindi se dovesse anche esserci un minor trasferimento per sanità, e c'è, non incide sul resto. Non si dica che per colpa della sanità non si fa cultura. Sono nel bilancio regionale due cose completamente diverse. Per cui se domani la cultura verrà ammazzata, non c'entra la sanità, è una scelta politica. Francamente in un Veneto, insisto, perché la parola cultura sembra una cosa per pochi, ma il PIL da turismo e cultura in Veneto è il 10%. Abbiamo 63 milioni di prese turistiche che non crescono più rispetto al mare tradizionale o alla montagna tradizionale, ma crescono solo perché cresce in maniera prepotente il turismo si chiama così, di città d'arte, cioè il turismo di qualità, il turismo che spende. Il turismo che spende 140 euro al giorno, perché va a vedere una mostra, un film, va all'arena, rispetto al turista di mare che ne spende mediamente 70. Allora, questo lo sanno tutti. Il turismo del bello e ben fatto, il turismo della enogastronomia. Se l'Amarone tira, non è che tira solo perché il prodotto che abbiamo confezionato di vendita è complessivo, l'Amarone è Verona, è le colline, è l'arena, bene. E domani diamo una mazzata a questo. Quando tu per 2 o 3 anni crei un meccanismo di disincentivo al crescere sul piano delle proposte culturali di qualità, beh, ripartire dopo è durissima. Non lo comprendo, non lo capisco. Diverso è il tema sanità, nel quale indubbiamente c'è un atteggiamento che reputo positivo, del Ministro che dice le prestazioni devono essere utili, perché noi chiamiamo sempre la voglia dei costi standard, è necessario applicarli. Però
Leggendo il PDL, no, il PDL 23, quello che riguarda l'azienda zero, leggendo la lista dei 208 esami, mi dica se è vero o è errato, sembra che un esame del colesterolo, questo mi è stato detto da un rappresentante dei medici di medicina generale, uno lo può fare per controllo solo ogni 5 anni. Insomma, uno che ogni 5 anni l'esame del colesterolo mi sembra... Nessun medico può essere limitato nel prescrivere delle prestazioni che sono necessarie. Il tema diverso è, e capisco il regime sanzionatorio, se ci aiuta a spiegare, a capire. Capisco il mondo dei medici, perché poi il tema è la responsabilità. Sì. Però sono d'accordo con noi nel dire che molte prestazioni si fanno per la paura che se non le fai fare potrebbe essere che uno ha, però è vero anche che i costi poi qualcuno deve pagarli. E allora, un meccanismo intelligente di rapporto tra i medici che sono i protagonisti, perché non tocca a loro essere i protagonisti, il paziente e i costi, per far sì che si facciano prestazioni appropriate quando servono e non quando invece siamo sotto stress. Questo è doveroso. È ovvio che la cosa è complicata, è difficile perché tocca la salute e la salute è prima di ogni altro ragionamento e va in capo al medico. È un equilibrio non facile, va applicato con tranquillità, va applicato con serenità, dopodiché forse in qualche altra parte d'Italia di più, forse in qualche pezzo di Veneto di più. D'altra parte anche in Veneto abbiamo... Quindi anche in Veneto, regione virtuosa, lei evidenzia che ci siano delle sacche dove si potrebbe intervenire... Da che mondo? Da che mondo il perfetto non c'è mai. D'altra parte, la mettiamo così, faccio prima, se c'è un mezzo Veneto, in cui si chiama il pro capite di spesa, cioè quanto la regione spende per te o per me, c'è mezzo Veneto in cui costa 1.550 euro a persona, cioè la regione con soldi dello Stato spende attraverso gli ospedali e il sistema di medici di base 1.550 euro per me all'anno. In mezzo Veneto costa 202,2, cioè un 20% in più. Credo che questo dica che si può fare qualcosa anche in Veneto. Ma un mezzo Veneto perché nelle aree più problematiche o nelle aree politicamente più... Allora, adesso è polemica sterile, non mi piace. Certo. Ci può essere anche qualche pezzo di Veneto che ha dei costi maggiori per un fatto oggettivo. Credo che se uno abita Venezia, Rovigo, Belluno potrebbe... Ecco, piano Venezia, Venezia acqua o Mestre è come Padova, quindi non facciamo confusione. E Rovigo la vedo molto vicina a Padova, non vedo diversità. Non è che ci siano assolve soltanto il Cadore, Belluno. C'è qualche pezzo di montagna, le isole che hanno doverosamente costi maggiori. C'è molto da fare anche da noi. Come componente della Commissione Sanità, io ho la sensazione, questo da paziente, non da giornalista, che la sanità resta d'eccellenza nella nostra regione, però insomma, le liste d'attesa sono lunghe, ci sono degli esami che in qualche modo, se li vuoi con tutte le procedure, devi aspettare di più oppure devi affrontare il pagamento del ticket. È cambiato qualcosa? La morsa è stata stretta? Voi anche necessariamente perché le risorse sono diminuite? Allora, io credo che lo stato dell'arte della sanità veneta, che è frutto di 20 anni, 25 anni, non un giorno, di lavoro intenso di tutte le amministrazioni che hanno negli ultimi 20 anni, questo livello è merito di un lavoro continuativo fatto a livello centrale e a livello periferico. Se siamo una, forse la seconda, forse stiamo un po' calando. Ecco, questo volevo chiedere questo. Quindi la sensazione che un po' abbiamo meno, allora il trend, quello che si guarda come? Sì. Si guarda rispetto ai pazienti che da fuori regione vengono in Veneto e quelli che da Veneto vanno fuori. Questo trend è ancora a vantaggio del Veneto rispetto al sistema nazionale, meno di qualche anno fa. Però la regione Veneto è un'ottima regione e la nostra sanità è ottima e i nostri cittadini devono stare tranquilli. Detto questo, c'è una riforma in discussione che si vuole approvare entro fine anno che rovescia come un calzino il sistema Veneto. La domanda che mi pongo è, io non sono contrario alle riforme, lo dico subito, ma se dico che sono il migliore, qualcuno dice così, no? E io prendo l'essere il migliore e rispetto a questo mi invento un sistema che non esiste come comparazione, non c'è da un'altra parte a dire ho capito, anzi
oggi la Lombardia e la Liguria ci stanno copiando il nostro perché funziona e dicono che è il migliore. E lo rovescio, la domanda è dove vado, se posso ancora. C'è un tema sanità, ma c'è un tema, la parola sociale, che vuol dire le povertà, le problematicità. Spieghiamo un attimo, mi scusi consigliere, spieghiamo un attimo alle persone che sono a casa, che magari non tutti stanno seguendo la discussione. Praticamente questa riforma di cui lei parla si chiama PDL 23, ma anche meglio noto come Azienda Zero. Azienda Zero è un progetto che magari adesso lei ci illustra, abbinato anche ad un altro progetto che è quello di ridurre il numero delle aziende sanitarie in Veneto, accorpandole e facendole provinciali. Poi su questa riduzione delle aziende sanitarie c'è il progetto di Azienda Zero e poi in tutto questo ricordiamo che c'è un piano sociosanitario, perché lei dice azzerare il sociale, però il piano sociosanitario che prevedeva proprio creare gli ospedali hub dove le acuzie vengono curate e poi il decentramento nel territorio, quindi un grande supporto al sociale. Questi sono gli tre elementi. Ora lei parla appunto di stravolgimento come un calzino, era una premessa doverosa, quindi cosa sta succedendo? Parto dalla coda. Viene riconosciuto in Italia, non da me, e c'è un merito anche del fatto che la Lega ha governato assieme allora con Forza Italia, quindi con noi, quello che eravamo nel passato per anni, che il sistema sociale, l'integrazione tra l'apporto della sanità, ospedale e territorio, cioè i problemi della gente normale, è in Veneto probabilmente il migliore d'Italia. Addirittura in alcune realtà ha un'eccellenza straordinaria. D'altra parte il Veneto ha coinvolto anche in questo molto volontariato, appunto, ma è il sistema che coinvolge il volontariato, certo, non è il contrario, cioè sì, però quel modello, ci sono state delle spinte applicabili grazie al volontariato. E tu arrivi al volontario nel comune se hai una rete molto capillare, con dei referenti, allora tu hai il comune, quindi il sindaco, il distretto, i responsabili sociali e poi hai la ULSS, bene. Questo sistema sostanzialmente depotenzia totalmente quello che è il ruolo delle persone che si occupano di sociale. Cioè addirittura oggi c'è, prendo Padova ha 3 ULSS, Vicenza ne ha 4, eccetera. Ogni ULSS, ogni azienda ha un direttore del sociale, uno che si occupa proprio di questo tipo di funzione, con la sua squadra, con la sua... Bene, questo direttore sparisce, non c'è più. Non solo non c'è più, ma nella ULSS che diventa provinciale non c'è neanche là. Ed è evidente che... Quindi viene cancellata la figura del direttore sociale. C'è solo un direttore generale che è un direttore con un direttore sanitario che... Ma il tema non è, la mia preoccupazione non è solo il levare, se dobbiamo risparmiare rispetto ai costi, ma perché no? Ci mancherebbe altro. Ma un'unica figura può fare il direttore sanitario ma sociale? la domanda è di filosofia. Se tu me lo cancelli vuol dire che nella testa hai voglia di cambiare il sistema. Cioè il problema, non puoi raccontarmela, i distretti se prima funzionavano con 100.000 abitanti me li fai da 300.000 abitanti, come fai ad arrivare a quel volontario dell'ultimo comune che abita a 50 che non ti conosce più? Quindi c'è un rischio grossissimo di spersonalizzazione di un qualcosa che da noi nasce dal basso. E questo è un primo tema. E questo aumenta i costi secondo lei poi alla fine? Perché si parla sempre di... Ma non, guarda, su questa vicenda non c'è un problema di costi, perché tanto più se coinvolge il volontariato. Proprio una filosofia che sta cambiando. No, perché poteva essere giustificata dal fatto devo risparmiare sulle figure apicali, risparmio... No, ma rispetto al sociale no, ma no. Qua è proprio un problema di filosofia che non capisco, ma non capiamo. Ed è un tema complicatissimo dove migliaia di persone hanno delle loro reti di aiuto del territorio e verrebbero in qualche modo rese orfane, mettiamo così. E se tu non hai un po' di coordinamento serio, bene. Poi c'è un tema invece che è l'altro, che è le ULSS da 21 a 7 più 3 e l'azienda zero. Io sulla riduzione delle ULSS discutiamone. La domanda che vi pongo è se, visto che abbiamo fatto un calcolo tecnico, 300.000 abitanti è la ULSS giusta, scritta sulle carte dai tecnici migliori del mondo. Piano sociosanitario. Sì, e passiamo a 1 milione, io dico, non sono contrario, mi spiegate cos'è cambiato in 2 anni nel dire che 300.000 era il bacino giusto per governare bene la sanità, le liste d'attesa, le prenotazioni, il rapporto con la gestione degli ospedali, sentire l'ospedale tuo e passi a 1 milione. Se qualcuno me lo spiega, però dico, mi devi spiegare perché. Da ultimo c'è una polemica invece, questa per me è abbastanza, di tutto questo è l'unica cosa che
non c'entra niente con la sanità, è questa parola, azienda zero. Azienda zero, poi zero è anche insomma, un termine... Sì, ma dove sta la mia preoccupazione? Che cos'è l'azienda zero prevista Allora, provo. in questa? Intanto era già stata fatta, ai tempi dico di Galan, per dirci, quella che si chiamava l'ARS, che era un'azienda che aveva come compito di gestire gli acquisti, centralizzare e ottimizzare un sistema costoso. Ma non esiste già una centrale unica di... Allora, quell'azienda l'abbiamo chiusa noi con la giunta Zaia perché era inutile, perché era costosa, quindi la prima cosa fatta da noi, giunta Zaia 5 anni fa, l'abbiamo chiusa e abbiamo fatto, d'accordo con un cantone, il nome vi dice qualcosa? Sì, commissario. Abbiamo fatto la centrale unica di acquisti regionali che è l'unica, insieme a altre 36 in Italia, certificate da cantone, quindi ce le abbiamo già. Con tutto questo noi facciamo un'altra azienda, l'azienda zero, in cui diamo a questa azienda zero esterna alla regione con un unico direttore. Regione? Una società privata? Non è più governata dal Consiglio regionale. Non è più un qualcosa in cui... Ma i componenti chi sono? Nominati, c'è un direttore generale unico, il quale gestirà, e questa è la cosa che mi intriga, non discuto questa persona, chiunque esso sia. No, però è uno... Ma gestirà 45 miliardi di euro in 5 anni. Il Mose ne valeva 4 in 20 anni. Cioè, la domanda sarà mia un è, commissario unico senza, di fatto sì. senza un consiglio di amministrazione? No? No, non ha niente, è da solo, avrà una struttura. Dovrà rispondere a chi comunque? Una volta all'anno manderà il bilancio di regione, una volta all'anno la giunta regionale darà gli indirizzi di massima, la programmazione non è più della regione ma diventa... il Consiglio regionale non ha nessun potere di discussione? Rispetto a sta roba qua perde il 90% delle sue funzioni rispetto alla sanità. Ma la domanda che vi pongo io è... però rimane il 90% dei soldi regionali il settore sanità? L'80%. Sì. E la domanda è... Ma 40... è democraticamente possibile una cosa così? Mettiamo che sia tutto possibile, do per scontato che le cose che si faranno, anche se le fanno contro di noi, saranno corrette. La domanda è 40 miliardi, cioè 7-8 miliardi all'anno in capo di fatto a una persona, la migliore del mondo. Magari c'è una gestione migliore della sanità. Ma tu lo sai dopo? Anche quando hanno fatto il Mose è stato fatto per un motivo solo, perché era immaginabile che in capo a uno solo, al quale davi un mandato secco, le cose si facessero meglio. Per qualche anno è andata così, probabilmente, ed è finita male. Allora io non voglio fare un paragone così delicato, ma lo faccio 40 miliardi con un controllo così lontano. Però se non sbaglio, mi scusi, la concessione unica alla Mose fu data con una legge del Parlamento. In questo caso si dà con la legge della regione, la competenza regionale. Il principio... Ma non c'è una legge che deve essere approvata dal Consiglio regionale? Questa, l'azienda zero. Quindi c'è margine per il dibattito? Se guardo finora come è stato il dibattito in commissione in questo momento, il margine è che tu parli e nessuno ti ascolta. Tu fai domande e nessuno ti ascolta e nessuno ti risponde. Perché c'è una maggioranza schiacciante? Finora abbiamo obbligato la maggioranza a fare le audizioni, obbligato perché sono previste per... sono stati auditi i presidenti delle attuali ULSS venete, quindi tutto il Veneto, i quali prima di venire in regione hanno sentito i sindaci. Tutti pareri contrari, motivati in modo diverso. Non c'è un parere che sia favorevole. Il Movimento 5 Stelle, se non sbaglio, ha proprio presentato una mozione, no? Chiedendo il convogliamento. Ecco, voi siamo tutti convinti che le riforme così importanti vadano fatte, non vadano fatte. Però con una discussione. Ma vadano fatte soprattutto sapendo che il dato che manca, chi siamo, perché vogliamo andare da un'altra parte e come saremo. Cioè, parliamo di sanità, cioè quanti ospedali chiudi? Neanche uno. Quanti dirigenti fai? Neanche 10 in più, 5 in meno, 8. Com'è l'azienda zero? Quante persone? 50, 100, 200. Cosa faranno? Chi sta a casa? Cioè, capire l'impatto di una cosa così grande per il giorno dopo. Ecco, tutti questi dati ad oggi non ci sono. Lei dice che i sindaci sono tutti più o meno contrari, quindi anche sindaci bipartisan. Allora, finora in nessuna, ci sono i documenti agli atti. No, perché i sindaci sono rappresentanza dei cittadini, no? Perché magari i cittadini possono dire che bello, c'è un'azienda zero, semplificazione, accorpamenti, migliore gestione e quindi senza perdita di... perché ricordiamo anche dei dibattiti infiniti in consiglio regionale.
regionale con controemendamenti. Sì, però parliamo di sanità. La sanità merita il dibattito infinito. Parliamo di salute dei cittadini, parliamo di territori, parliamo di periferie. Quindi i cittadini sono contrari attraverso la voce dei sindaci. La domanda che faccio io è: premesso che bisogna risparmiare, punto. Ecco, appunto. Ma oggi quando un comune, dico Masi, ma dico Tre Baseleghe, rispetto alla sua ULSS è a 15, 20, 30 km e domani rispetto alla centrale è a 60, oggi è a 25 minuti, domani è un'ora e mezza. Ma saranno potenziati gli elisoccorso? Non c'è solo un problema di sanità, l'ambulanza corre bene, io non sono preoccupato del calo della qualità, il sociale e anche il rapporto tra il territorio e la sua sanità. Il bello del Veneto è che la sentiamo nostra e quando ci arrabbiamo perché conosciamo il primario e siamo arrabbiati perché non ci ha ricevuto e perché la lista d'attesa e conosciamo, cioè c'è un collegamento tra cittadino e la sua sanità. Ho paura che domani si allontani un po'. Io ringrazio Marino Zorzato, consigliere regionale dell'area popolare Veneto e membro della 5ª Commissione Sanità. Vedremo che cosa succederà, insomma, e cercheremo di documentare. Grazie a voi per essere rimasti con noi con 7 in punto. Torniamo domani mattina durante la giornata, l'edizione del TG. Arrivederci. Buona mattinata.